pomeriggio, benvenuti a Portofino, amici sportivi di Teleradio Pace, eccoci sintonizzati dalla piazzetta di Portofino per l'inaugurazione del 45esimo Palio Marinaro del Tigullio, una location inusuale, ancorché poi abbia a essere privilegiato il Palio Marinaro da questa piacevole piazzetta, perché domani, domenica 17 giugno, prenderà il via con il suo evento Remiro a Paraggi. Quindi, rimanendo in loco, abbiamo deciso di presentarvi gli equipaggi che gareggeranno sui gozzi in legno qui direttamente da Portofino Mare. Avremo accanto a noi Carolina Birindelli, la presidente dell'Associazione Amatori Palio del Tigullio, che naturalmente mi sosterrà per quanto riguarda la chiamata delle formazioni tutte. Noi abbiamo una veloce carrellata. Vogliamo ricordare soltanto con Carolina Birindelli che l'appuntamento del 2018 per quanto riguarda il Palio Marinaro del Tigullio verte su 3 prove preparatorie e poi ce ne sarà una finale a Zoagli il 22 luglio. Quindi ciò che avverrà domani a Paraggi, poi il 24 luglio a Rapallo, 24 giugno a Rapallo e il 1 luglio a Zoagli nelle prove preparatorie sarà tutto buono per la finale. Ma di quello avremo modo di parlare più adeguatamente in maniera pregevole, in maniera anche più succulenta da domani. Per intanto però lo spazio principale quest'oggi è dedicato qui a Portofino alle formazioni che si daranno battaglia per l'appunto nelle acque di Paraggi sui gozzi in legno. La nostra carrellata partirà dall'estremo levante, quindi noi beneficeremo della chiamata innanzi a noi, innanzi alla telecamera di Guido Torelli per Teleradio Pace, la formazione del Sesti Levante. Quindi nell'ordine da noi scandito convochiamo la timoniera Anna Ballero della Lega Navale Italiana di Sesti Levante, poi i vogatori Filippo Franchini, Antonio Sanguinetti, Andrea Bo e Luca Malavasi. Questi sono i componenti equipaggio del gozzo in legno di Sesti Levante e li preghiamo di andarsi ad affiancare al proprio gozzo. Quindi il gozzo di Sesti Levante vede i suoi protagonisti a fianco già pronti a scendere in acqua. Da Sesti Levante facciamo qualche chilometro più in là e andiamo a Lavagna, compagnia Remiro Lavagnese, il timoniere Diego Boggiano, i vogatori Emanuele Capuzzo, Luigi Sambuceti, Giorgio Forni e Massimo Edera. Particolarità che verrà in maniera molto più approfondita ribadita domani e in data seguente. Abbiamo i più vecchi del Palio su questa barca. Vedremo come sapranno dare fondo alle ultime energie in loro possesso in questo Palio 2018. Compagnia Remiro Lavagnese, prego portarsi a fianco del proprio gozzo. E da Lavagna, compagnia Remira, ha una lega navale, quella di Chiavari e Lavagna, la quale schiera, anche in questo caso una timoniera donna, e che donna, Susanna Nicolini. Con lei vi sono Marco Rocca, Emiliano Sainato, Andrea Nardini ed Isidoro Zappalà. Un particolare non da poco, e vogliamo ricordarlo, anche quest'anno la scuola telecomunicazioni di Chiavari Caperana vuole essere d'ausilio al Palio Marinaro e ci presta un luogotenente, quale è appunto della Marina Militare, Isidoro Zappalà. Buon per lui, buon per Chiavari che ha ancora questo forte atleta in propria dotazione. Lega Navale Italiana di Chiavari e Lavagna, col presidente Umberto Verna, a fianco del proprio gozzo. Per quanto riguarda la prossima località, diciamo che si avvale di un prestito, quello fornito dal gruppo sportivo Agostino Moltedo, quindi Zoagli, che mantiene il nome effettivo sulla propria barca, avrà in dotazione 4+1 vogatori e timoniere prestati da San Michele di Pagana. Noi li convochiamo come Zoagli, nel dettaglio la timoniera Chiara Maddalo, i vogatori Holgert Abedini, Gatsman Abedini, Gabriele Genovesi, Lorenzo Quintieri. Quindi Zoagli, che si distinguerà per la maglia ovviamente differente da San Michele di Pagana, ma dal sodalizio del gruppo sportivo Agostino Moltedo ha in prestito i propri vogatori. Quindi una grande collaborazione e poi non si sa mai che Zoagli, grazie a questo prestito, non si sa mai, vicino al proprio gozzo. Grazie. Saltiamo e rimaniamo, per meglio dire, in casa San Michele, questa volta con l'equipaggio vero e proprio, colui il quale va a rappresentare il gruppo sportivo Agostino Moltedo e la frazione rapallese di San Michele di Pagana. Il timoniere Matteo Tassara, i vogatori Francesco Ferrari, Anton Franco Dalton, Matteo Colombini, Simone Alessio. Quindi la formazione biancoverde schierata qui innanzi a noi in piazzetta Portofino per rappresentare San Michele di Pagana. Le riprese e le foto, riprese a cura di Teleradio Pace, grazie San Michele, al fianco del vostro gozzo.
Abbiamo lasciato per ultimo, ma non per volerlo denigrare, tutt'altro, l'Armo che oggi ci ospita, tra virgolette, come società, ma è anche la formazione che si è aggiudicata l'edizione 2017 del Palio Marinaro del Tigullio. E quindi, come si suol dire, cacio con i maccheroni, gruppo sportivo San Giorgio Portofino, la timoniera Simona Salani, i vocatori Antonio Schiappacasse, Sebastiano Costa, Matteo Ardito e Enrico Bavestello. I portofinesi quindi che avranno l'onore e l'onere domani nelle acque quasi di casa, di Paraggi, di cercare di contendere da subito il titolo che ancora mantengono in proprio possesso e perché no di riportarlo ancora una volta in casa Giovannini Walter, che è il presidente del sodalizio portofinese, che ha una casa che è letteralmente piena di trofei da parte del sodalizio rosso della squadra di casa, e quindi sua moglie lo sta per mettere fuori, o lui o i trofei. Senz'altro atterrà i trofei e metterà fuori Walter. Molto bene, questi erano equipaggi Portofino. Per cortesia, mettersi vicino al proprio gozzo. Io e Carolina ci defiliamo sull'estrema di destra, lasciamo che l'operatore faccia una panoramica, quindi panoramica da destra verso sinistra degli equipaggi tutti, mentre noi ci accompagniamo fuori, anche perché i protagonisti saranno queste formazioni che domani saranno in lizza a Paraggi. Oggi si veste la telecamera di Guido Torelli per Teleradio Pace. Vogliamo ricordare ancora che per quanto riguarda il Palio Marinaro 2018, domani 17 di giugno a Paraggi, 24 giugno a Rapallo e il 1 luglio a Zoagli. Dal termine di queste tre prove vi sarà una classifica dalla quale scaturirà la scelta, per quanto riguarda la prova definitiva del 22 luglio, delle boe migliori. Quindi, un po' come è venuto per le antiche repubbliche marinare, anche qui ci sarà una classifica di merito. Naturalmente gradirei che i campioni in carica, due a caso del Portofino, i più forzuti, prego, avanti, alzassero ancora una volta il trofeo, a innalzarlo, visto che è ancora in vostra dotazione, il trofeo quello bello pesante, grazie, innalzarlo a favore della telecamera per ricordare quella che è l'insalatura che viene a essere consegnata, bella in alto, grazie, che viene consegnata a fine palio ai vincitori della manifestazione Remira. Naturalmente, per quanto riguarda il Palio Marinaro del Tigullio, domani grande spettacolo a partire dalle ore 16 e, come diceva il saggio, ecco, grazie, c'è anche il Labaro naturalmente che anch'esso fa parte della premiazione. Come diceva il saggio, l'occhio è già destro, il cuore in subbuglio, bisogna fare presto, sta per cominciare il Palio Marinaro del Tigullio e da Portofino è quanto, quindi appuntamento domani, Paraggi, ore 16, prima prova del 45esimo Palio Marinaro del Tigullio. Grazie a tutti e buona serata.